l'obiettivo è quello di individuare con le categorie i singoli problemi, che in parte li conosciamo, in parte non li conosciamo, le singole opportunità che in parte sappiamo, in parte non le sappiamo, e formalizzarle e poi renderle partecipi in termini di collaborazione a tutti i soggetti che hanno un potere decisionale. È il quadro emerso dall'incontro convocato a Mestre dall'assessore regionale alla pesca Dario Bond, che ha riunito eurodeputati, parlamentari, consiglieri regionali e rappresentanti delle categorie. La crisi della pesca nell'Alto Adriatico ha raggiunto ormai un punto critico e istituzioni e operatori del settore cercano risposte urgenti. Il distretto Alto Adriatico, ma soprattutto il Golfo di Venezia, che vede per i cambiamenti climatici in ginocchio la molluschicoltura innanzitutto, sia delle lagune che del mare. Ha visto dal 2023 in poi tutta una serie di eventi climatici che hanno messo in ginocchio un settore che a dir poco conta 500 milioni di euro l'anno. Dobbiamo unire le forze in un momento molto particolare e anche delicato della pesca e del distretto dell'Alto Adriatico. Una crisi senza precedenti, l'ha definita l'assessore Bond, che colpisce contemporaneamente ambiente, economia e lavoro, annunciando così la prossima istituzione del tavolo interistituzionale sulla pesca, un organismo che sarà formalizzato dalla giunta regionale e che avrà il compito di riunire con continuità tutti i soggetti coinvolti per individuare interventi concreti e immediati. Un tavolo che a nostro auspicio è innanzitutto operativo, perché in questi casi serve l'operatività, ma mettere assieme la politica che conta, la politica che può cambiare le cose, la politica che deve dare gli indirizzi, credo sia fondamentale e strategico. Un insieme, un gruppo, una collaborazione per uscire e cercare di dare delle risposte a questo comparto che sta male, che è in sofferenza, ma che insomma alla fine può anche trovare un'alba.